Carissimi amici del canale YouTube Napoli è sempre bella 2, un abbraccio a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani del mondo e naturalmente a tutti gli iscritti al canale. Cari amici, come sapete, per chi mi segue, non mi piace solo parlare del Napoli e di calcio in generale, oppure darvi qualche notizia che ritengo estremamente interessante, ma ogni tanto mi piace anche declamarvi qualche poesia, qualche monologo o qualche mio pensiero, naturalmente sempre frutto della mia fantasia. Chi mi conosce sa bene che mi piace scrivere canzoni, poesie, monologhi e lettere, e in questo caso ho scritto una lettera che voglio dedicare a tutti i tifosi di calcio indistintamente, sia quelli del Napoli che della Juve, dell'Inter, Milan, Roma, Lazio, Fiorentina, proprio a tutti i tifosi di calcio. Cari tifosi di calcio, voglio dirvi alcune cose che mi stanno molto a cuore e le dico come tifoso del Napoli, no per dirvi però chi tra il Napoli, la Juve, l'Inter e il Milan sia la più forte, oppure quella che mi piace di più. Sarebbero tutte parole scontate, ma voglio parlarvi per farvi sapere che molte cose che facciamo noi napoletani e che fate voi tifosi di calcio sono completamente sbagliate e anche troppo. Nessuno di voi, come anche noi napoletani, è perfetto. Chi di noi lo è? Quindi, se ammettiamo questo, con consapevolezza, dobbiamo capire che si può sbagliare, ma continuare a farlo non è più umano. E voi, cari tifosi di calcio, continuate a sbagliare. Sbagliate voi e sbagliano i napoletani. Oramai il calcio sta diventando una cosa che non si sa più cos'è. È guerra, inciviltà, razzismo. Una cosa è certa, che calcio non è. Le cose assurde che siamo costretti a vedere sul campo di gioco, purtroppo ogni volta siamo costretti a vederle e a sentirle anche sugli spalti. Poi tutto si sposta sui social, dove diventa un vero e proprio vespaio di imbecilli di ogni colore che di tutto parla, discute, urla, litiga, ma tranne che di pallone. Incomincio a dirvi il mio pensiero sull'argomento proprio parlandovi dei miei fratelli di fede calcistica e di città, cioè i napoletani. Ma devo assolutamente, prima di tutto, escludere tutti quei napoletani i quali sarebbero pure anche tifosi del Napoli, ma proprio per le cose che adesso vi dico e vi parlerò di calcio se ne fregano. Caro tifoso di calcio, se critichi i tifosi napoletani hai ragione, perché siamo i primi a farci del male da soli. Hai troppo ragione, perché tra di noi c'è un grosso numero di persone che non si sa per quale oscuro motivo, invece di elogiare il nostro presidente attuale per i suoi meriti sportivi e per i suoi meriti di bilancio, lo insulta, inneggia contro di lui e riempie la città di striscioni che vanno al limite della sopportazione. E sui social viene attaccato come fannullone, tirchio, maleducato e romanista. E i miei fratelli napoletani sbagliano nel modo di manifestare la propria protesta. Caro tifoso di calcio, se rinfacci sempre ai napoletani che hanno vinto poco o niente, è vero, hai ragione.
Se dici che la Juventus può permettersi 2 formazioni di campioni, è vero anche questo. Se dici che il Napoli per sopravvivere deve per forza comprare giovani e poi venderli per potersi mantenere in vita, è vero anche questo. Se dici che molti tifosi del Napoli vanno allo stadio solo per litigare, per offendere, per fare violenza, è vero. Purtroppo di questi imbecilli ce ne sono tanti, anche tra noi tifosi napoletani. Ma quella non è la maggioranza, ma sono napoletani che hanno smesso di fare i napoletani. E sono loro i primi a fare del male a questa bella città. Come quello, per esempio, che tifa per la Juve, per l'Inter, per il Milan, per la Roma ed è nato a Napoli. Come vedi, caro tifoso di calcio, ho elencato prima alcuni dei nostri difetti e ho dato ragione ai tuoi ragionamenti. Ma se permetti, adesso vorrei parlare di te. Naturalmente escludendo anche da voi la parte sana, la parte buona, che è una piccola parte, ma che c'è. E allora, caro tifoso, ma perché quando fai un commento non hai la sensibilità di dividere il calcio dalla gente? Sì, perché vedi, io per esempio sono anti-Juve, ma intesa come azienda, squadra di calcio. Ma non c'entra la gente. Tra di loro ci sono donne, bambini, anziani, tifosi della Juve innocenti, che non c'entrano proprio niente con l'azienda Juventus. Perché li dovrei odiare? Invece, tu che odi a prescindere me e tutti i tifosi napoletani, se lo fai è perché tu odi una razza e non è la stessa cosa. Questo è razzismo. Se un napoletano vi attacca è perché siete voi a provocarlo. E vi dico perché. La Juve, l'Inter, il Milan hanno titoli sportivi a valanga. Molti di questi successi sono stati vittorie di interessi e quasi mai è stato un riscatto cittadino. Siate obiettivi, rifletteteci un attimo e pensate a questo. Se un tifoso del Napoli deve prendere in giro un juventino, cosa fa? Cosa dice? Ricordate le parole? Ve le ricordo io. Ladri, mariuoli, mafiosi, siete la vergogna del calcio, arrestateli, radiateli. Ma fateci caso, parlano sempre della società, mai delle persone, e danno a voi tifosi le colpe della società per cui fate il tifo. Ma per voi, come persone, non ci sono offese. Invece la reazione dei tifosi di calcio imbecilli qual è? Quelli civili sono sempre esclusi. Questi tifosi di calcio, a un napoletano, se il Napoli vince e manifestano la loro felicità, il loro entusiasmo, i tifosi di calcio, cosa gli dicono ai napoletani? Ve lo dico io. Alla parola Napoli calcio abbinano sempre queste parole: camorra, monnezza, colera, terremoto, Vesuvio lavali, odio Napoli, puzzolenti, usate il sapone, africani, colerosi, eccetera, eccetera. Se notate una cosa molto importante, nelle parole di questi tifosi c'è sempre la città di Napoli, il popolo, la razza. Vi sembra la stessa cosa? Ecco,
Adesso capite perché i napoletani ci tengono tanto alla vittoria e all'amore per il Napoli? Capite perché festeggiano quando siete sconfitti? Ma forse non lo capirete mai. Per il tifoso del Napoli, il Napoli non rappresenta un'azienda, rappresenta la sua città, le sue origini, la sua terra. È la verità. Per questo si offende, è permaloso, non lo sopporta. I tifosi del Napoli sono persone innamorate della propria città, ma non perché ci sono nati, ma perché sono legati a Napoli come alla loro mamma. E se vince il Napoli, vince la città, vince il popolo, vince la gente. Quella gente che non offende e che odia l'odio e che vuole un riscatto da continue discriminazioni. Così si spiegano gli 80.000 spettatori in Serie C in Napoli cittadella. Dovete capire che il vero napoletano, se non offendete Napoli e discutete normalmente, non vi attaccherà mai, salvo rare eccezioni. Cari tifosi che usate il calcio per sfogare i vostri valori senza ideali, con il vostro modo di tifare e di fare avete distrutto il campionato più bello del mondo. E si sta distruggendo anche il colore, il folklore, il sano spottò, perché non si separa più il calcio dalla realtà. Avete distrutto con i vostri cori razzisti i sogni del vero napoletano, il quale, essendo napoletano, odia la guerra, la violenza ed ama la pace e si augura che un giorno, se il Napoli dovesse vincere lo scudetto, voi tutti, tifosi di calcio, compresi i juventini, vi alzerete per applaudire come fecero i tifosi del Napoli quando persero lo scudetto contro il Milan che lo strameritava. Cari tifosi di calcio, è stato difficile parlarvi di queste cose, perché sicuramente tanti di voi adesso non capiranno e si scateneranno ad offendermi come sempre. Però se l'ho fatto è perché per me il calcio è ancora un porto di emozioni, dove il Napoli è il mare ed io, tifoso napoletano come tanti altri, non sono altro che un marinaio, un semplice marinaio che si illude che il mare non sia agitato, ma che invece deve arrendersi perché trascinato da onde altissime e pericolose messe in movimento da certi presunti tifosi di calcio. Un abbraccio a tutti e sempre Forza Napoli!